Lunedì 8 aprile 2024, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno. Marco Crepa ci accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Oggi leggeremo assieme il Corriere delle Alpi, diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti in prima pagina. La notizia messa in primo piano riguarda una novità riferita al post-Covid, smart working, addio tra sollievo e reclami. Da questo mese svanite anche nel privato le norme semplificate per operare da remoto. La situazione: coinvolti 350.000 lavoratori veneti, ora servono accordi azienda per azienda. L'approfondimento di Belenghieri lo troverete a pagina 2 e pagina 3. Dalla provincia di Belluno, candidatura entro mercoledì, società in corsa per il 5 per 1000, quel sostegno è fondamentale. Le società dilettantistiche in fermento lo scorso anno arrivarono 126.000 euro. L'approfondimento di Alessia Forzin a pagina 13. Fatto di cronaca giudiziaria, arrestato dalla Mobile, condanna per bancarotta, l'ex manager va in carcere. Nel crack alberghiero sparirono 200.000 euro, il cinquantenne in carcere a Belluno. L'approfondimento di Cristina Contento a pagina 15. E la foto di copertina ci porta a Feltre, 14enne finisce contro un palo durante il raduno portato all'ospedale in elicottero. 5.000 in moto a Feltre, paura per un ragazzino. Il via della sfilata del motoraduno, organizzatori, amministrazione, entusiasti, vetrina per la città, come si può vedere da questo scatto. L'approfondimento di Curto a pagina 19. E ancora i ricordi di Cortina al Museo di Losanna, il CIO lucida i cimeli olimpici del 56, l'approfondimento da pagina 16 a pagina 17. Come sempre lunedì è ricco di notizie sportive, ecco il richiamo dalla prima pagina del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il calcio di Serie D, ottava sinfonia della Dolomiti, ma la Clodiense non rallenta. Ottava vittoria della Dolomiti Bellunesi con i Cerlins, però la vetta resta lontana a 8 punti. L'approfondimento di Dapoiana da pagina 22 a pagina 24. Pallavolo, Serie A 3, Belluno Super con l'Acqui, nei quarti c'è il Palmi, grande prestazione del Belluno Volley che travolge l'Acqui Terme, ai quarti l'avversario è il Palmi. L'approfondimento di Pasucca da pagina 34 a pagina 36. Sci alpinismo, De Silvestro sale sul podio alle finali di Cortina, terzo posto della Comigliana nella gara individuale a Cortina. L'approfondimento di De Michel a pagina 42. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi ed entriamoci al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Siamo a pagina 13, fisco e solidarietà, rush finale per candidarsi al 5 per 1000, risorse preziose per le società sportive. Mercoledì scade l'iscrizione al registro, i contributi sono fondamentali per sostenere le attività per bimbi e ragazzi. La pallavolo Limana ci paga le palestre, Valda Padola e USG Zoldo comprano le attrezzature. L'approfondimento di Alessia Forzin. 5 per 1000, corsa contro il tempo per le associazioni sportive dilettantistiche per iscriversi al registro permanente che consente di ricevere la quota dell'IRPEF che lo Stato ripartisce su indicazione dei cittadini contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. La campagna fiscale 2024 è appena iniziata ed è tempo di decidere a quale ente del terzo settore, onlus, università, ricerca ed enti che si occupano di tutela culturale, paesaggistica, di attività sociali e sportive destinare il 5 per 1000. Le realtà che non sono inserite nel registro permanente hanno tempo fino a mercoledì per fare domanda di accesso. Elenco permanente con 110 realtà della provincia, sono 110 le associazioni sportive dilettantistiche inserite nell'elenco permanente per il 5 per 1000, tutte le altre ASD di nuova costituzione, quelle che lo scorso anno non erano iscritte o non possedevano i requisiti, possono fare richiesta di accesso all'Agenzia delle Entrate entro il 10 di aprile. Tra le associazioni presenti anche l'Associazione Bellunesi nel Mondo. L'invito per chi volesse destinare il 5 per 1000 all'ABM, questo è il codice fiscale che trovate sul sito www.bellunesinelmondo.it, la sezione specifica per il 5 per 1000. Siamo a pagina 14, fine stagione d'oro per lo sci e ora ripartiamo per l'estate. A Cortina e ad Araba ancora code di appassionati, operatori soddisfatti nonostante il meteo. Siamo a pagina 15, fatti di cronaca, crack Regina delle Alpi, in carcere l'ex manager condannato a 4 anni, arrestato dalla Mobile. E ancora nuovo incarico, Costantini va a Venezia dall'Arma bellunese alla procura di Cherchi. Questa è la notizia riferita al colonnello Costantini.
Altro fatto di cronaca, litiga con il marito e si getta nel Piave, bellunese salvata dai carabinieri, litiga con il marito dal quale si sta separando, prende l'auto e va a buttarsi nel Piave, solo il coraggio dei due carabinieri ha permesso di evitare la tragedia. Il fatto è successo ieri mattina, poco dopo le 11:30 e ha visto come protagonista una donna cinquantenne originaria del bellunese residente in un comune nell'Interland di Treviso. È a quell'ora che il marito, allarmato, ha chiamato la centrale operativa del 112 per chiedere aiuto. Due pattuglie dei carabinieri, una della stazione di Villorba e l'altra di Spresiano, hanno individuato quindi l'auto della donna in via dei Fattori a Saletto di Breda, nei pressi del Piave. Al Pago si capotta con l'auto e finisce all'ospedale, Calalzo di Cadore, canna fumare in fiamme, vigili in elicottero al Chiggiato. Siamo a pagina 16, lo speciale del Corriere dell'Alpe dedicato alle Olimpiadi Cortina 2000, anzi Cortina 1956, Cortina 56, questo è il titolo, i giochi al museo, la torcia olimpica, una medaglia d'oro, il programma delle gare, manifesti e libretti, Losanna rispolvera i cimeli e i ricordi della regina delle Dolomiti. Ed ecco l'approfondimento che vi aspetta da pagina 16 a pagina 17. Siamo a pagina 18, servizi ai cittadini, smaltite le code in questura, il passaporto si fa in pochi giorni, ufficio potenziato con turni anche pomeridiani, appuntamenti disponibili oggi per domani. È stata attivata anche l'agenda prioritaria, vale per le urgenze ma a Belluno non serve. Notizia, l'approfondimento è di Alessia Forzini ed è una buona notizia per tutti quei bellunesi intenzionati ad andare all'estero per lavoro o anche per vacanza. Brevi dalla provincia di Belluno, Sinistra Piave, Limana, serata sulla Costituzione per diciottenni e stranieri, l'appuntamento è per il 12 aprile alle 20:30 in municipio. Borgo Valbelluna, il testamento biologico spiegato dai medici, l'appuntamento in questo caso è per sabato 18, sempre nel Palazzo Comunale. L'iniziativa Coscienza sull'autismo, le partnership del GAB, giornata sulla consapevolezza dell'autismo con una coda lunga dal 2 aprile, la data scelta dall'ONU per i diritti delle persone nello spettro autistico e le esigenze delle loro famiglie, a sabato sera quando il coro polifonico di Trichiana si è esibito nella chiesa arcipetrale di Trichiana per dare al gruppo Autismo Belluno un palco da cui presentarsi. E adesso passiamo a Feltre con pagina 19, la 37esima benedizione del motociclista, l'incidente a Marseille di Cesio Maggiore, il motorino contro un palo, 14enne all'ospedale. Il ragazzino stava partecipando con amici al motogiro, ha perduto conoscenza, poi notizie confortanti dal San Martino. Uno scarto, una frenata, un sorpasso, probabilmente da evitare, chissà cosa ha scatenato l'incidente avvenuto durante il motogiro che stava portando i 5.000 partecipanti da Cesio Maggiore a Santa Giustina, di sicuro un ragazzino di 14 anni residente nella frazione feltrina di Lamen che stava partecipando all'enorme carosello motoristico con diversi amici. Ha perduto il controllo del suo ciclo motore finendo addosso ad un palo della luce. L'impatto ha provocato un trauma autoragico, il ragazzino sul momento ha perduto conoscenza, circostanza che ha fatto scattare la massima allerta per i soccorsi, tant'è che è stato fatto decollare l'elicottero del SUEM per portarsi nella zona dell'incidente. Una volta sul posto i sanitari hanno verificato le condizioni e trasportato all'ospedale di Belluno il ragazzino che ha ripreso conoscenza. I sanitari hanno eseguito tutti gli esami del caso, individuando anche la frattura di una caviglia. Ma a proposito del motoraduno, 5.000 alla sfilata, il motoraduno fa il pieno, Fusaro, la sindaca di Feltre, per la città è una splendida vetrina, organizzazione perfetta del motoclub Feltre del quartiere Duomo, Gorza felice per il risultato, siamo andati oltre le aspettative ed ecco appunto Piazza Duomo gremita di motociclisti in attesa della benedizione da parte del vescovo emerito Giuseppe Andric che è presente con Gorza e le autorità, tra cui appunto la sindaca del comune di Feltre. Rimaniamo a Feltre con pagina 20, è l'ora dell'Assemblea Costitutiva, nasce il biodistretto Terre Bellunesi, sabato all'Istituto Agrario di Feltre sarà ufficializzato l'avvio dell'attività con la scelta del direttivo. L'Assemblea del Fondaco, priorità al decoro in cittadella e alla chiesetta di San Paolo, da Sovramonte si infortuna la caviglia un 64enne in ospedale. E adesso la rubrica Cultura e Società, Fondazione Cini, ogni cosa ha un viso, basta solo immaginarlo, l'arte di Mendini in un gioco di sguardi. Alla Fondazione Cini una piccola, preziosa esposizione, la potenza espressiva è la matrice del progetto.
E adesso lo sport bellunese, pagina 22, si comincia con il calcio di Serie D, la 30ª giornata. Dolomiti, Cerlins tiene solo settimo, è l'ottavo successo consecutivo. La Clodiense batte il Bassano e si mette la C ormai in tasca. Domenica l'obiettivo dei bellunesi sarà solo ritardare la festa. Caprioni concretizza un'idea di Marangone, il pomeriggio si mette tutto in discesa. Thomas Cossalter sigla il raddoppio, secondo posto in cassaforte. E continuiamo con un altro sport, non abbiamo tempo di leggere l'inserto Nord-Est Economia che comunque trovate in questa edizione del Corriere delle Alpi, siamo a pagina 25, ancora calcio, eccellenza, Pradebon dà ossigeno al Cavarzano, il successo ottenuto a Oderzo tiene viva la speranza dei giallorossi di salvarsi senza fare play-off. Ancora dalla promozione il derby del Borgo, l'Alpago recrimina su un rigore fallito al netto del pur decisivo errore di Dinca, dal dischetto la formazione ospite ha avuto quel qualcosa in più. Calcio di prima categoria, lo Schiara suda un tempo, poi fa polpette del Vazzola, botta e risposta intorno al quarto d'ora, quindi Colle riporta avanti il team di Tisoi. Nella ripresa non c'è partita e trovano gloria anche i subentrati De Poloni e Broglio. Seconda categoria, Comelico batte il Nogaré e avvicina il secondo posto, e ancora dalla terza categoria il Gemelle frena ma resta in vetta a +7. I campionati CSI, ancora calcio in provincia di Belluno, Chiese e Sottocastello partono subito fortissimo. Sorride solo il Cavarzano, 4 gol alla Liventina e ancora al Pago, doppietta di successi con Under 17 e Under 15. Dal calcio alla pallavolo, Serie 3 playoff, Belluno incanta e vola ai quarti, Acquiterme dominata in 3-7. Gli ospiti sbagliano troppo al servizio, a Irino Cironti riesce tutto, domenica alla Spessa arriva l'Omifer Palmi per fare la storia. 3-0 il risultato finale tra Belluno e Acquiterme. Andiamo avanti con la pallavolo Serie C femminile, la Home Click si riprende il secondo posto, Fiabane maschio le top scorer. Pallavolo Serie D femminile, SC Pilimana al Cardiopalma, Petra Betteam KO al quinto set. Altro sport, il trail del Patriarca a Cordignano, Baratin fa poker e sul podio salgono Del Longo e Bonati. Sempre per quanto riguarda una pedonata svoltasi a Sospirolo, incontro con la natura in 428 in al Vial Miss. Luca Mosena, Martina Brustolon, Cristian Imbolito e Laria Burigo i primi nei due percorsi alla gara dedicata e Antonella e Michele. Basket Serie di R1, il Feltre si arrende al supplementare, la Piovese festeggia alla Luzzo. Basket promozione femminile fase oro, il Valbelluna rullo compressore non lascia scampo al Verona. Per quanto riguarda lo sci alpinismo, siamo a pagina 42 del Corriere delle Alpi, bronzo per Alba De Silvestro nell'individual di Col Gallina. A Cortina la bellunese festeggia anche i 2 secondi posti nelle coppe di specialità. La Schimo Cup continua domani con la sprint e mercoledì con la Mixed Relay. Sci alpino, Salvati e Gaia Viella, secondo posto in Coppa Veneto sulle nevi di Arabba. E ancora il grande evento del Corriere delle Alpi e del gruppo NEM, la festa dello sport sabato 22 giugno a Feltre, sul palco premiati i migliori 80 bellunesi. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani, cielo parzialmente nuvoloso con qualche locale schiarita al mattino, poi più nuvoloso nel pomeriggio sera, in pianura ancora probabilità di nubi basse con foschie e nebbie. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno e vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.